Roberta Lala oggi impegnata in questo volantinaggio per denunciare le manchevolezze del governo Meloni. Più che altro denunciare notevoli rincari ai quali non sussegue nessuna presa di posizione per le classi più deboli. Penso che tutti andiamo a fare la spesa e tutti ci siamo accorti dei rincari, però a questi rincari non seguono gli aumenti delle pensioni, non seguono gli aumenti degli stipendi. Una politica che sta tagliando anche la rateizzazione del bollo auto. Siamo tutti in difficoltà, quindi 1000 giorni del governo Meloni, non una riforma verso le classi più disagiate. Oggi anche chi ha uno stipendio, soprattutto nelle grandi città, non riesce a vivere. Le mense della Caritas sono piene di persone che hanno uno stipendio, con il quale non riescono ad arrivare a fine mese, non possono pagare l'affitto, il condominio, la luce, il gas e farsi la spesa. Quindi chiediamo delle riforme serie che servono soprattutto a sostenere le classi più svantaggiate.